Le imprese stanno facendo un grosso sforzo per adeguarsi al cambiamento in atto nella società e nei mercati e poiché le situazioni di contesto incidono non poco sul loro andamento, chiedono un recupero di efficienza da parte dello Stato. Il riordino previsto dalla nostra Regione e poi la riforma delle province, l'accorpamento dei comuni. Come cambieranno il Veneto? Di questo si parlerà il 9 dicembre nel corso dell'annuale Assemblea Generale dei Soci di Confartigianato Vicenza, come ci ha anticipato il suo presidente Agostino Bonomo. L'Assemblea di quest'anno tratterà lo Stato nei territori, questo è il titolo del nostro tema, consapevoli del fatto che le nostre aziende hanno comunque dei costi fuori cancello che derivano dalla burocrazia e che derivano da un'organizzazione dello Stato ormai arcaica e vecchia, e che è tema anche di trattazione del governo, ma anche della nostra regione. La nostra regione è una regione pilota, proprio indicata dallo Stato come regione pilota, nella riorganizzazione di quelli che sono i servizi al cittadino e in questo caso anche alle imprese. Il giorno dell'Assemblea avremo presente il Presidente della Regione Luca Zaia che ci racconterà lo stato dell'arte di queste nuove trasformazioni che sono in cantiere e poi avremo una tavola rotonda con il Professor Sapelli e con il Professor Bertolissi proprio per approfondire questi temi, capire quale sarà il futuro e dare anche, probabilmente noi come Confartigianato, alcune indicazioni proprio nella relazione di apertura, perché siamo appunto consapevoli che con questo tipo di sistema organizzativo dello Stato non andiamo da nessuna parte, lo Stato non potrà essere ancora competitivo come lo è stato negli ultimi anni e abbiamo bisogno di una grossa e importante trasformazione. Un messaggio quindi agli associati che ascoltano? Un messaggio agli associati di venire a questa assemblea perché sarà assolutamente importante e ognuno dovrà portarsi a casa un'idea di quella che sarà anche l'organizzazione della propria azienda rispetto a questa grossa trasformazione che dovrà essere per forza una trasformazione epocale.